Buonasera a voi telespettatori, da Tatiana Lunardone dalla redazione di Bassano TG. Iniziamo insieme il nostro telegiornale proprio da Bassano, perché ieri è stata invasa da migliaia di gonfaloni del Veneto in occasione della manifestazione per richiedere il referendum per l'indipendenza della nostra regione. In testa al corteo il governatore del Veneto Luca Zaia. Veneto libero! Veneto libero! Indipendenza! Indipendenza! Noi siamo qui perché le risposte non ci sono i disoccupati, 170.000 persone che non hanno lavoro, un ragazzo su 4 senza lavoro sotto i 30 anni e 2 sono precari. Ma anche la volontà di ricordare fino in fondo che il Veneto non è un peso per l'Italia, il Veneto è colui che paga il conto poi alla fine, no? Del ristorante Italia. E vorremmo anche capire per quale motivo i nostri non trovano lavoro, i nostri imprenditori si suicidano e qualcun altro mangia alle nostre spalle. In prima linea ieri il presidente del Veneto Luca Zaia in testa al corteo che ha sfilato per le vie di Bassano. In migliaia hanno aderito alla manifestazione organizzata dal Comitato Il Veneto Decida per sostenere la proposta di legge regionale 342 per l'indizione del referendum per l'indipendenza. Questi signori che sono alle mie spalle, che sono davanti a me, che sono ai miei fianchi, sono veneti. E il governatore ha l'obbligo di essere al fianco a tutti i veneti, soprattutto in un momento di difficoltà come questo, e penso che l'istanza portata avanti da Veneto Decida sia un'istanza che comunque tocca le corde del normale e civile confronto democratico, per cui non ci vedo nulla di strano se non quello di sostenere la possibilità di portare avanti questo referendum. Questo referendum secondo lei si farà? Ma guardi, il percorso giuridico è tracciato, quindi c'è la possibilità assolutamente di intraprendere questa strada che è giuridicamente sostenibile e ovviamente che può avere un esito. È altrettanto vero che poi ci vogliono i voti dei veneti che debbono convincersi del fatto che il referendum non è contro qualcuno, ma è semplicemente per dar modo a tutti di esprimersi. Siamo andati in Consiglio regionale e alla fine i voti sono mancati. Diventa quindi indispensabile che i veneti siano davvero convinti della battaglia che stanno portando avanti perché, ha dichiarato il Presidente, il referendum è la legittima difesa che questi veneti rappresentano a Roma. Da Viale dei Martiri a Piazzale Cadorna, passando per le piazze di Bassano e facendo tappa sul Ponte degli Alpini. Un'unica parola: indipendenza. Grazie, grazie Bassano, grazie a tutti voi. Oggi è un giorno che ricorderete e che rimarrà nella storia. Basta, pazienza, vogliamo l'indipendenza! Qui non c'è l'ira, la rabbia, qui c'è la determinazione di voler arrivare a un risultato, quello di poter decidere del proprio destino. Grande successo per la manifestazione di ieri per l'indizione del referendum per l'autodeterminazione del Veneto. Nelle piazze, lungo le vie, sullo storico ponte, i gonfaloni del Veneto. Bassano è la città ideale del Veneto, nel senso che rappresenta per dimensioni, per caratteristiche, per collocazione, per storia il Veneto ideale. È un Veneto che vuole essere libero, un Veneto che vuole essere indipendente, un Veneto che vuole autogovernarsi con le proprie risorse e quindi vuole tornare ad essere quello che è stato per 1100 anni, una repubblica indipendente e sovrana. Qui non si tratta di mettersi col cappello in mano di fronte alle istituzioni degradate, fagocitate, distrutte, inesistenti ormai se non per il loro malaffare, ma bisogna agire con la forza del progetto nuovo, di un progetto che si stacca da tutta l'esperienza precedente. Una decisione non di conflitto con l'Italia, è emerso in più occasioni, ma di superamento dell'Italia e il referendum resta così l'unica strada da intraprendere secondo i manifestanti. Quello che ci aspettiamo è di ottenere finalmente dalla Regione il via libera alla legge referendaria, quella che indice il referendum per l'indipendenza del Veneto. In fin dei conti si tratta di esercitare il più elementare dei diritti democratici, quello del voto. Basta rinvii. Facciamo votare i veneti, consentiamo ai veneti di poter avere questo referendum che a gran voce tutte le associazioni e i movimenti politici veneti oggi chiedono. E sulla manifestazione di ieri a Bassano ascoltiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Erano 3.000, forse anche di più, i veneti che ieri pomeriggio hanno manifestato per le vie di Bassano del Grappa, una manifestazione imponente, senza precedenti, in una città abituata ad accogliere migliaia e migliaia di penne nere, insomma vedere queste migliaia di veneti che sfilavano silenziosamente, non troppo rumorosamente per le vie di Bassano del Grappa è stato davvero
abbastanza impressionante anche per gli stessi bassanesi che non ricordavano cortei di queste proporzioni, e tra l'altro una grande massa di gente unita sotto un unico vessillo, o comunque quello che appariva come la bandiera principale di questo corteo, di questo lungo corteo, che era quel vessillo del leone. E sotto questa bandiera, sotto questi colori del rosso e del giallo, c'erano uomini e donne di ogni età che arrivavano da ogni parte del Veneto, decisi a far cambiare le cose in questa regione. Il Veneto decide era lo slogan di questa manifestazione, cappeggiata, a cui ha partecipato Luca Zaia, il governatore, quindi con una partecipazione molto impegnativa, e poi c'erano tutti i leader dei movimenti indipendentisti, tra questi Alessio Morosin, Luca Zano Cantarutti, Montagnier di Raíces Venete, insomma gli uomini di Veneto Stato, erano tutti uniti sotto un'unica bandiera, per ancora una volta riaffermare un principio sacrosanto della democrazia, che non è democrazia se non c'è partecipazione, se non c'è un voto popolare che in qualche modo indichi una direzione, quella appunto di un referendum consultivo in cui i veneti hanno il diritto sacrosanto di esprimersi. Questo è stato il grido univoco, è stata questa una battaglia, perché la guerra è ancora lontana, la vittoria in quella che si preannuncia come una vera e propria guerra nei confronti dello Stato è molto lontana. Qualcuno dice ma è una speranza vana, bisogna cambiare la Costituzione, bisogna creare i presupposti, l'ha detto nel focus di questa sera Giancarlo Gentilini, ma il problema è che non si può pensare che ci siano ostacoli insormontabili che altrove sono stati superati, in Scozia, in Catalogna, insomma in tante altre regioni in cui questo percorso è stato tracciato e il solco è molto profondo. Quindi è inutile dire sono cose, sono utopie, sono chimere, no, ma sono disegni, progetti che una popolazione con l'autodeterminazione spiegata così bene da Morosin nel suo libro hanno il diritto, un popolo ha il diritto di perseguire e di raggiungere, costi quel che costi. E ieri a Bassano del Grappa si è avuta prova di quello che è ormai un disegno comune a tanti veneti che vedono come ormai il fumo negli occhi, per non dire di peggio, uno Stato intollerante, cinico, baro, che continua a penalizzare regioni che meriterebbero invece di essere portate in palmo di mano.